Ah? Hai visto il concerto, Savizzina? Stava tutto spantato. E come non mi faccio stare a ridere? Ma che quanta pago se pensi se mi un cordaus? Non fianta vago. E su concerto è stato un viaggio dentro questa cultura sarda, un biso in sul Mediterraneo. È stato come annetà in mezzo sonno. Ma voi te non da scappa se sta tassa? Su film che hai fatto non hanno di manco un cliente nuovo e chi si che usa i cinosi quando usa sutta. Fate una cosa, di questo film non ti stiamo preso. Invece se concerto si commenta a questo su. Fonti questa cosa che deppeo fare, deppeo seguire in questo arrasto. Stato più su bello su e strafanau su fa che tu costa un caro su d'uscisi. No, su sta gente di doppio usare cosa sa nosa. È proprio per gusto. Che andà a pubblicare con due flipper strafanau, tutto gusto a luci, si deve fare cosa nosa. Su flipper? Bello. Tu scisi che ne gioca da flipper? In nuragico su. È una cosa antica, di anticorio, e che può più questa lucicetta, sai? Io concordo un pino da paschicetta. Ti pare ti? Tu sui naici, tu stai scafullendo. Questo flipper è sto arrogo umano, desse identità, del logo, si commenta a questo zilleri. E a sta gente di piace. O forse se te sa ragione due, tocca da cercare su punto d'equilibrio a pizzo di tradizione e innovazione. Certo, a tipo ginettonica, no? Mi pare sono dei gusti su che scrivono questo progetto su questa regione. Uno 4 centilitri su dei identitati, uno zicchinetto di tradizioni, un altro di innovazioni, ponicci, finse una tassicetta di ancestrale e hai fatto il suo cocktail perfetto, Castia. Iacu, in noi a sta gente di doppio usare cosa sa? No, sa. In noi ci ollenti cosa sa fatta sa eni. Tocca da donare a sta gente cosa sa no sa. Open mic, baby shower, fashion day, cocktail day. Castia, l'unica cosa del fashion che c'è in noi è sul fatto che sei su old fashion. E questa è una cosa che è sempre andata bene in noi. E piace da tutto, su. E due torra con quest'anno in nio, Iacco, e basta, dopo piacere, dai. Ancora con questa storia di anticorio, ma mica tu sei proprio arretrato, tu sei un nuragico, tu sei un bronzetto, tu hai dei pesi bifini, tomo su de giana, sa. Ne, pone di questa che ti decidi, to. Ecco te lo da cattiamo, ma noi via sta rotta. No, non è da spiccata io. E voi? Non so, esperti. L'unica cosa che non comprendo è... E da cazzo è sto baby shower? Ci cadi un Google. Troglodita. Ma vai e caga. Sul fogo si assimenzerà e che sul fogo bruciarà. Amigos buenos ti accompagnerà. Son due o tre, non bessi in brus. Non penso a nulla, il suo corpo sa furca. Non penso nulla, il suo corpo sa furca. E buffo una, il suo corpo sa furca. Ma la fortuna, il suo corpo sa furca. Su una resonos ahora gota. Son pensamientos desastres. E isso é tu, sì che ora E chi ne è sul morto de oggi? Basta che non sia Deo sui giornali. Ahí c'è.
Ascolta, Tenero, stiamo pensando, ma dovremmo raccontare come ci sei conosciuto tu e Babbo? È una storia lunga questa. La prima volta vi era nella Giovanni del suo castello. Eravamo tutti e due un pari, eravamo bravi, abbiamo mandato in Serie A. Siamo pronti nostri. Certi che poi si sono struppiati tutti e due e questa storia è cabarinea. E la lassima, potevamo dire los bravos. Non dobbiamo mai intendere questa cosa del Babbo calciatore. E passare di acqua sotto i sponti, sì. E pure sì. Siamo su Piccioccheddo. Una volta rientrato su Sordau, ci sono tornato a incontrare sul locale mio, questo che ha povertà Villa Semius. E ha sopra sbello di questa costa, castia. Ma pure bene magattai, pensando su, dopo non si voglia lavorare con me, io era Ciro, è bravo, e quindi si sono entrato in società. Si porinai a Baburu, dopo entrare al Deo, sul mondo dei locali. Non dobbiamo mai intendere, manco gusto. E poi non è cabarinea. Poi io sono cominciato un'impresa di import-export con la Tunisia per la buttarica, no? La buttarica tunisina è la più buona che possa esistere. E noi non la conosciamo. Devo sportare a te Babudù, non mi credi? No, mi pare strano, ma può essere, certo, può essere sicuro. È una cabarinea, e soprattutto pure un resort da Mamet. È il suo primo resort aperto in Tunisia. Perché ci fanno certi cammelli, è deserto, non è che ci fa grandi cose. Ed è Baburu che è aperto questo resort. E lì a Baburu ha riconosciuto questa bella picciocca tunisina, ma la che è la più bella della Tunisia. E mia con essa si è fidanzato e c'è attento. No, basta dire che tengo già uno da pretendente sul trono, no, questo no, non lo manco intendi, Castia. Grazie, già è su caffè di tu compito Deo. Ma da sbicchi non arriva. Gianni Zanato, amico mio. Oh, sa tu. Gianfranco Matteoli. Matteoli? Ma tu su Matteoli? Gianfranco? Salute! Posso presentare Gianfranco Matteo, tu conosci? Piacere, ma e chi tu conosci? Ma gioca a pallone lui. No, però Savassio, tre punti, no? Gianfranco, Gigi e Zola. Questa è sta tripletta nostra. Sorbezzo. Tre sardo ma che arrivano via Rasar, ma Devo sardizzare. via sardo su proprio. E te ti posso convidare? Tavica sa. Oh, non buffo nulla, ma là una tassa abba, dai. Una tassa abba, Non si chiede di Sambucca. La storia, no. Ma che devo pagare? Caffè e acqua. Caffè Abba, arriva subito. Grazie. Sa. Viviamo una rendi, Gianfranco. Ti piace questo Cuzzelleri, Su cuore sapore che vuoi. Cioè. Sta largo, È Difficile difficile da zappare. È difficile da zappare. Siamo Regolendi, una parica servizi dedicato proprio al suo sport. Però scritto su sport come elemento da importo per la crescita del pippiasa e pippi. Tu conosci bene questo argomento? Ma so da me dai cazzo questo traballo. Ormai l'ha pocato una bindichene anno su Castello e sono sì ormai dal pilocchetto, io a certo livello, invece Lucazzo a livello proprio dilettantistico, tutto pilocchetto della zona de incateniamo noi un centro sportivo in Pramas Arborea, in cui teniamo tutti questi pilocchettos e creiamo dello stress bene, creiamo dello stress pure a livello di conca. Questa cosa è importante. Quindi tanto noi tutto gusto a diventare giocatore di pallone. Questa cosa è difficile, ma che per si agattai uno gaesti.
campioni o ma che sia ripetichedo, che possano giocare in una squadra forte. Deve unire meda, sai, unire buono a giocare a pallone, però poi sa cosa cambia da sa conca ti cambia da tutta la vita di uno giocatore a pallone. Grazie. Adesso caffè. Grazie. Ma tu Giuseppe, Marnau, babbo tu e mamma tu non ti lo questionava? No, noi dopo imparavo a manna, dopo imparavo in noi in Sardegna. Ma babbo tu non sei sardo, no? No, babbo mio è di Brianzolo, mamma veneta. E tu sei venuto a noi e poi te ne sono parenti, no? No, dicevo bene con su vicino che tenemmo prima, che fu un nepote di zio Virellai di Capoterra, su cantatori. E io sono in domo dove sono a me da sardo. Amarolla, da Tu soltanto tu eri venuto a noi e Ti ricordi come ti hai scominciato in vita? Come la prima boccia che andò da sbiero? Beh, la prima bozza la pubblicava un nonna mia e giocavo un chionissa. Sì, volevo salire a giocare a pallone, non diso. E quindi lo ponevo nonna e io li tiravo. E io giocavo un bene. Nonna Maria, che sta andata, tenia ente 60 anni, sai? Quindi una usarbezza della Sardegna nominavano sempre. Centenaria? Sì. E essa, non si da imparare a giocare a pallone. E tarazze boccia viera. No. Sa bocce vedi? No, sa bozza non mi... No, sicuramente. Non mi lamento, ma sicuramente qualche cosa che ti chiede una cosa tipo super tele. Ma magari... Da ricordo. Usa pure, minore, però... Minore, non mi lamento manco. Io mi ricordo, sa boccia per esempio, San Siro, su San Siro viera... Sa boccia può giocare bene. Però usa così, usa so italiana. Forse si può ordinare, può lavorare. E poi becco sempre su mere della bozza. E ando io su chi si chiede lo mutiana sa mamma su babbo tornare a dom, spiava sa bozza, si cantava e sa partita su chi. Devo sempre studiare lingue, sa. Studiavo inglese, tedesco, spagnolo. Tengo parenti in Brasile. Hai avuto difficoltà ad scrivere in sardo? Udina o poi te? No. Poi ho deciso di imparare una forma standardizzata. Forse è più difficile, forse venire male. Sempre istionare, ma non l'ha mai scritto. Pur poi istiona su sardo. E noi siamo abituati a scrivere. Io venivo male, tanto non li scrivo qui. Tanto più di tutto, ma non è scritto in olandese, non è scritto in... Ma dopo tento sul proprio problema quando ho scritto poesia senza dialetto mio. Uguali. A Sabine, so prima mi avevano, mentre l'avevo scritto, l'avevo scritto la panà, io mica lì l'adesso. E so secondo invece l'avevo scritto più sull'estero, più su facile. Ora so roba di complotto, di fotovoltaico. A me mi quando mantenevo dai che fare sul libro mandami poesie io ho fatto un casino perché da tenemmo tutto in papiri scritta a mano perdi un mese perché ma si parla tutto, usa pure di accento tutto quanto. Cicco da scrivere questi accenti però mi ha fatto questa revisione Ivo Murgia. Invece sai, se cominciare a giocare con una squadra di Voda? No, e dopo ho iniziato a giocare in Oristani, sì. Poi il babbo che sul pastore in Oristani, quindi io stavo in Inde. E in Voda però? In Voda, non mentre che si scuola. Come te, non capisci? Non mentre che si scuola, sono mesi se io non andavo a scuola, io mi trasferivo a Bidda, uso un amico mio, un cugino mio, e giocavo a pallone, chiaro. A pallone e tira elastico. Su monte a tirare elastico, poi lo spuzzone, uso io un ostro di una volta. Una pace di cassa ci vuole. I due venerdì in Minasa, io sono di Brianza, e gli stiamo di salve non l'avevo nato. Non te ne manca 100. Ti intendi di che ha messo una variante cos'altra, poi dopo imparavo in Capoterra.
però moi educazione in gesturi. Io non è di questo luogo, non si indabizza da chi tu si sta misturando. È un misturo, mervino sta cosa di gestionare in 7 maniere differenti. Ma bisogna pensare che quando io sono scorso e giravo dai bida, sul primo anno, tipo bidni che hanno segnanti, giravo sul primo corso su Lunis. E quando si gira dai bida due, si stiano all'estero, tipo su WhatsApp a due settimane, ne manca due. Tutto limpio, con corrente, poi cominciavo con naturale gas e poi ampaniamo tutto, mi ampagnavano. Tornare a prendere una mano, tornare a questionare e poi io sono scanato su ricramene e ho fatto su ricasosatero la proposta penso su romanzo mio sta cosa di distanza linguistica abbiamo questo che io in visita militare sai erano tutti in Calamosca stavamo tutti nos attobiavamo e tutti gestionavano questa maniera di sono sai non è tanto abissi un prendiano è desa vita usti più a largo anto per Paolo un prendias quando tu piavas poi dopo girava sa vita due nava mira mi cana mandava a fare su carra a posti della visita militare da Iana Sarsia che sono mandando a Teulada e Teulada è una cosa proprio spirito del mondo a a largo poi se dopo andava a fare su militare di Navana a andare a Orvieto sì sta Accanto. Chi ne si sta gattao che via sta bravo mera? Surimo? Ma non dico. Noi in questa famiglia nostra nessuno giocava da pallone. Abbiamo iniziato a giocare Deo e il cugino mio. Ma nessuno. No. No, babbo, mentre andava di su, giocava da usare Gardera da Salverbese. Non dico che disi tesuni, sì. Ora su Furriai in Campitaneso, giocare con... Sargardera, sì. No, non amo sui termini. La cacca delle pecore. Bravo. In italiano, E quindi suonava sempre. Bravo, via bravo, Rivos. Un mestiere suo, un grande sacrificio. Beh, quando si cresce, quando via stanno campioni, adesso però, ma non è mai... No, Erbegno andò sotto Raste dove veniva da Biasas partidas. Ma in Castellucetti? Prima Erbegno andò qui ora due volta solo. Ma e la prima volta che era di bio giocando? La prima volta, una volta la ponavo, mi ponzai a ridere, la ponavo. Devi morzare si squadre della Bodeo, si mutia su Sacro Cuore, sul rione in che stavo in Oristanes. In Oristanes. E la ponavo, mi veni a biere a giocare, ma non dico manco come ti sia, io non veniva mai, mischino, che pensava a stare a Manzano, andare sul monte, murgere, che su Assu, insomma, cucinato lo tempo. E tanto su Manzano mi dà un panziao, non dico come te, ma mi dà un panziao a me via ande, a Cabras. A morzava la partita, sono andato per tornare a domo, per pranzo, a Manzano, e la ponavo, vedo massa oggi. Ma guardiamo, no, calla, a pazzappa amico, che la pochina in silleri e non ho potuto nulla. Grazie babbo, però, vabbè. Meno male. Si via spaziale. No, ma meno male è potente un babbugato, che non si interessato del pallone e alla sau, e tu stato un problema. Non uscì, ma in noi, babbo e mamma, quando vanno a tabiri spicciocchetti, si allenano, fu un tiso su allenatori, no, devi sfadiare non ti sei allenato, no, poi te non mi hai fatto giocare, no, io sono per giocare. Cioè, com'è te questa cosa? Che poi si si pone a gestionare con l'allenatore. È stato sbagliato, se non pensi su babbo e sa mamma, pensi su nonno, è uguale. Quindi purtroppo tocca a lasciare il suo sito si divertire. Poi sui beni, tanto nessuno ti chiamò in nuda, si sei bravo,
in sti inutili. Sul pilocchetto tocca usare il zoaro, si divertire. Poi si tiene fortuna, si deurla da all'idade, e nessuno che li armoide, anzi, sono stato contento che diventa da un giocatore di fama. Tu non ti è mai capitato, se tu andai in Sardegna, devi andare a un luogo di Nana e se andando a Spirti. Se tu andai tipo a Brianza di Nana, sicuramente, non si sta andando a che salutare i parenti che sono in Ferrara. Sia così. Tante accanta. Ma per noi stiamo questa cosa dello chilometro in Sardegna, pare di l'avevo posto di pare di un continente immenso, pare di un sterrimento. Eppure in Lombardia può fare 10 km a seconda dell'ora, ci vogliono 2 ore e mezzo. Ma infatti conosci, ma da volta quanto poni su un'ora arriva a Ristani. Certo, no, è proprio un'altra cosa, questa distanza in Guisi e noi è un'altra cosa. Immaginate questa difficoltà, via sta giovane, Tenio disterrato. 6 anni in questo periodo, non dicevo manco in cui, non avevo mai appeato un treno. Tutte una volta, ragazzi. Tutte una volta mi sono azzappato in un altro mondo. È una volta in amo. Difficile in me, sì, sti sta tosta, però. Anni 80, anni 70. No, quindi su 70 imbe. Tu pensa a mamma non volia, babbo ha deciso di mandare diretto. Sono il bagno, sono gusto, ma no. Per me non sta bene. Mamma a sinistra no, poi sta barrato un mese sul letto, malavia, non si che pensava pruso, poi te pensava che mica aveva mandato de domo. E no, pensava che sai mancare un gusto, mica la può mandare de domo, chissà, ma te ha pagato. E te posti invece ti comprendo che viera sa virarua e viera poi va bene. Deonau sa fortuna ti la per spuru creare. Poi te me darnana questo pilocco che brava io alla pallone, però si stai fortunato non ha fatto gai, non ha fatto gai. Ed io non sono d'accordo. Tu devi essere forte a andare in giro e tutto per questa difficoltà da superare. Poi te noi idea ti sta tutto bello e poi con un altro periodo prima non questo periodo uomo che ha 3 partite essere già un giocatore del pallone prima è difficile prima può andare in nazionale di piacere Kimbo 60 a livello ormano e non di sia si dimutiana pure e quindi la nazionale ha giocato a Pago. Sì, ha poi fatto 6 presenza, poi io ho Pago. Sì, ma ci viene sul periodo Giannini, becco di Dossena, poi becco di Tardelli, becco di giocatore forte. Ma noi uso becco di magari un allenatore la pensava. Chi era allenatore? Vicini, no? Prima con Berzot. Berzot pure? Sì. Ma giocava con Berzot? No, poi io però poi te non so, poi ti no, te succedio. Dobbiamo sapere questa partita può separare 2 o 3 giocatori e dobbiamo andare a Sol Mondiale in Messico. E questa partita in Genova. E dobbiamo avere una partita contro Olanda. Sadie prima e Sadie in Genova ha posto un metro e mezzo in nive. Partita chinia. Ma magari qui che su una partita fatta bene e magari di mutiana che usa il periodo. Poi la vita è pure usa, ci sono questa situazione se cambiano un po' tanta cosa. Tu via Zarmeda? Quando ando anche con babbo e mamma. Su ti posso dire sul dialetto brianzolo. Du questione ma non meda, poi taga guisi famiglia sai mo meda mesturata sa. E cinde da barrau va pago de brianzolo. Manco sorsilleri sai via. Pago. Mancai nei sbidda sapro su Così sperdi, nei monti A me è capitato quando sono andato a fare una chirca in Friuli, poi roba dell'Imbar di minoria e smattessi. Plus in Sarbida e cose. Magari i tuoi inutili, lì che stanno a Parizzo, nei Sorzilliris. E ci via Sassia sembra per mentare esempio, da Manzano a 9, a Bino Bianco.
In Italia non c'è un settore giovanili che va a crescere campioni in meras come ti hanno spassato. Forse sì. E stai cambiato tutto. Con che in Barella che è un campione, Grescio nasce in Castello, Grescio ha giocato in noi, tu lo conosci bene. Lo conosco, poi testi sta un pilocco, io ho piato del pilocchetto del minore e l'abbiamo cresciuto su Astedo che si sa arrivare a certo livello. Mo si tocca, pago, tu vai un coppai mio, questo e quando mi dà la capitale, mi vai un brindisi con Gianfranco. Ah, beh, tenesi a ragione. Che tanto è pago, Poi si dà là. Così che sta macchina, poi si andare da noi, non è che mi ferma questa polizia poi. Un coppai mio lacunese, bevo chi esagrada. Dell'acqua. Salute. Salute. Già vale ancora due. No, è buono. Bello, drucci, bello. Un bello vino. Sampo de noi, salute. Grazie. Grazie. Appena questo Zilleri ti proprio come. No. Ti su corre savurca, però quando ci arriva sa. Che siamo un arribato, quindi. Proviamo una rete. Talento su italiano che porti vai di arero sa differenza in modo. Ormai non bisogna tutto sa nazionale in 20 se europeo vabbè. Sì, vabbè, ma e ho fatto un miracolo. No, vabbè, però io penso che quando vesto un torneo con i strintu è più facile pure. Si passa in questo periodo, i giocatori si stanno bene, può vincere chiunque. Infatti l'hanno vinto un medal nazione se non sono il manco buono a giocare a pallone. Gai. Ha partecipato pure a concorso, anche io sono stato. E ha fatto benvenuto Lobina, Uzzieri, questo de Ceragius. Ma prima poi ne veste un montone. Scusa mia, non si voglio strupai e te si può svettire? Ma da se acqua. Vada bene. No, come ne basta, no, che te la birra. Birra, te si gusta basta? No, magari da pustirmi di più un'altra. Ma te sei devora se tu pure? Te fora sa... Pare che hanno un accento milanese, non sardo, non sardo. Ma tu scesi che mi donara da una sorreggente, ma devo non comprendo poitta, tu no, tu sei in Asinausa, sei de gesto? No, devo Brianzola, senza il bicchino. Scusami, non sei lì a strubare. Una tasse acqua. Una tasse acqua e tu devi sapere, manda bene. Dai, grazie. So a Barrao, 20 anni e passa a pocato sul responsabile di sottogiorni di Astedo. Ed ho tenuto tutto il pilocchetto sardo, io avana. Non sia tanto per qualche pilocchetto che avevamo decorato, ma proprio raramente. E invece sono istituto decora, piano tutto gente straniera. Continentali o stranieri? Sia continentale sia straniero, pure in noi. Però mi viaggiato un po' male, che qui andavo di Astedo. I curini un tento i uomo, i curini giocatori sei piauso de corasa. Uno mi aveva andato e finalmente uomo piana giocatore de corasa. E noi siamo giusto. Poi ti posso che comprendere, siamo sardo A noi sparimmo, siamo tutti gente, i volimmo bene a questa terra, ma non è gai, siamo invidiosi. Poi te mancare piava su chi zudu o non piava su chi zudu, un satiro di un'altra persona, è tanto più geloso, e quindi uomo non pia né chi zudu né satiro, lo spiano de cora, e sono tutti contenti. Urto siamo noi, Sa colpa di chi esti? Sa nostra. Esti su pallone, sul mondo del pallone che sti proprio sbagliamo, forse se c'è troppo dinai. Sicuramente, magari li conviene di più per andare a piare gente di cora a tenere a te interesse. Sicuramente. Costanta il sport. Costanta per lo spazio. In questo tocca da... la società sarà mi do compro, do pazzo cresci e poi te non ci coraggio un mera quando tu bene e poi te non che essere sul pilocco nostro e su Astedo tra Murru e Scresio Purisu e altri giocatori senza una barella ha fatto un montone di dinare e non mica giocatori siamo spiati di su ore sa furca mentre sto bar
Ma a me questa poesia non mi ha mai tirato. Non mi intendo un artista o un poeta, cioè devo da impero poi mi sbuirai su Schroveddu, no? Scrivere romanzi invece no. O come? No, non Tipo Picciocchetta Strangia. Dopo intentau un romanzo ambientato in Brianza, ma con gente sarda também. Però è in gumi non dopo mai. Quando però là, un amico mio però là, devo preguntare Matteo a Rodugò Matteo Luciri ma in questa cosa questa è una cosa simpatica. Poi te, insomma. Come te andava? Tu dici non dici. Manco te non prendi bene. Non dico nulla. Ma a un certo momento. Ma una dizzao gai e me la può. Questa è una cosa bella, no? A Rodugò è. Poi noi seia. Però si no, questo è un frastimo. Cioè, nasce come un frastimo, ma a Rodugò cioè è un frastimo, però è una cosa, come dire, spantosia, a Rodugò, cioè è una cosa, è su spanto. È una bella cosa, vero? Ma d'uscita quanto andata in forza in continente no. Ma poi magari dopo che uno si è informato e ha domandato te voglio andare a spiegare guarda di spiegarli in italiano non cade tocca è una parola solo sarda la inavo questo che mi nanta a me è sa mia è poesia in sardo ma non è poesia sarda. Tutte doppie espone più su. No, ma secondo me questa cosa è che a me non manti pesau con le poesie in stadi andai a bere scantata, questo da Pobio a Manna e noi. Poi certo a legge poesie dei grandi dessa poesia sarda mi piace da leggi però non manti vesau in questa cosa che mi pedi una referenza di una persona, di un artista che mi piace, mi ha piace scrivere commentare su, non tinau Antioco Casula, devo tinau Tom Waits o Van Morrison. In Castello veste un bello tifo per me. Il Castello ha fatto ma pure uomo questo è un bello tifo poi te, insomma si squadra in difficoltà la gente lo sa da ormai sul giocatore del doge in campo poi te magari in un momento di difficoltà magari non ti fischiano e ti cane sempre a tenere fiducia chi sa chi ne poter vincere infatti su Castello mi pare a mezza partita la sa vinta ando che cucinia sa partita più o meno lo sa giuro del suo pubblico ma quando giocaste in su Castello un momento che ti ricorda su Rosbello che è ma deve essere un momento bello però sicuramente un momento il momento meda è stata partita e abbiamo vinto in domo Usu Pescara siamo andati in Coppa UEFA mi sono girato e noi curemmo già vincendo 3 su battere a 0 ma mi pare una cosa gai mi sono girato poi vedo su tabellone poi vedo si squadra e curemmo noi lottando può andare in Coppa UEFA perdendo e questo è stato un momento poi questa partita che quasi finia quindi che devo sfatta mi pare che uno perdente 2-0 roba capo poi sul tempo fu pure più difficile a recuperare un risultato quindi che l'ha mossata quindi è stato un momento in momento bello pregio umano cioè da in Coppa UEFA si stata l'allenatore che era Giorgi? No, siamo andati in Coppa UEFA con Mazzone. L'anno dopo con Giorgi poi. Hanno mossato la Coppa UEFA. Ad iniziare Radice. I gusta semifinali.
che non che li avevamo Con Sinter. purtroppo. Tu e pensa, a me da gente mi nata, voi siete il bene di questa partita. Oh, questo è Ma tu e pensa e te puoi andare per noi vincere la Coppa UEFA e curemo si sta accostato a Steddu e non sa dato. E tu immagini che arriva in finale. Sì, ma tu e pensa se l'abbiamo vinta e se stato accostato a Steddu e ha vinto si scudetto. Per noi se curemo a Barroso e si storia dell'isola. Quindi non intendo sa gente questa cosa veramente mi dispiace e mi cade a tristare. Devo mi dare ricordo, dovremmo che stiamo in televisione, questa partita. Ha proprio un castello, una precedente sturao, non riuscivo come te. Per me neppure, no, poi noi abbiamo organizzato, mi pare, una partita su Enapra, usa Reggiana, e poi siamo andati in ritiro a Milano, in centro, siamo a Barroso, entrare su Meuri Sininde, e per me si sta una cosa sbagliata. Poi noi siamo abituati ad andare a giocare, senza pensare troppo a questa partita, invece una volta. Per me, io ho organizzato questa partita non l'ha fatta bene, siamo arrivati in scarica, proprio senza... pure sì, sono andato in un rigore e noi abbiamo avuto un rigore, mi pare sul Firicano, dopo Pau, però poi noi siamo scrollati, purtroppo. Vi era forte Sinter pure. Però non la potevamo giocare. Diversamente. Sandara abbiamo vinto, però la potevamo giocare diversamente. Pazienza, dai. A barra da. È stato sul momento pro sleggio? Da un momento in questa partita mi sono imbolato sul lettino in stadio sul massaggio e sto entrato un momento Pellegrini, il presidente, sta pure il presidente mio a nostra tra virgolette, non so, complimento, volevamo arrivare. Mi pare non abbiamo manco guardia in faccia ed con eso tenevano un rapporto veramente bello. Forte. Sì. Quando dicevo per noi, si pensa che Deo si commenti di venia di Milano, no? La via là, Deo, guarda. Ma Deo è una bidda, ok? Di una famiglia che magari siano giovani su babbo e mamma, ma tenenti una mentalità più serrata, più funti pago per siusu. E manti pesau in un luogo anni ancora si intendeva da me su razzismo. Quando devo fare vittica, ancora ci furono pregiudizi su Meda. Sì. Meda. E quando dicevo bene a noi, ancora con qua cosa ci vuota. E mi sei un'altra sorprendente. Adesso non so che fai, tengo un po' di brungia a ti donare questa cosa. Fu da sciacquendi sta camisa di sposo mio. No, di imparare. No, non è questo. Devo sciacquendi, ci si chiama su sordigetto, su colletto. Si brutta di pruso. Si brutta di pruso. E devo brullendo da punao. Non sa fu avere se 40 quando fu a vettico, non sei si pruso scurigetto, sei brutto su. Ma è una cosa, da punao a isso poi ta casceria che però potinai, questo è su clima anche a Dio si sentiva pesata. E quando ho fatto questa scuola media, tutta la classe mia fu da calabresa. Devo imparare su calabrese in scuola. E a essi impari con questa gente, impara che non è di aici che su pregiudizio è una cosa sbagliata, no? Ma quando dicevo bene a noi, a Pubio che ci fu da su pregiudizio su proprio del satiro, certo, no? Sì. T'hanno trattato come una strangia, sul senso di ponere in drainto, di inserire.
scesi fai che devi imparare. si pensano che i sagenti di questa zona mia, che è stivrida, che Noi hanno... scriviamo che su Vogue. Potendo una storia con uno picciocco che non mi fa da cucinare, perché Deu, no, ma Deu, tu non scesi a cucinare, commentare se... Oppure quando questiona con sagenti, ha fatto questo. Me la posso cucina. Sì. Posso sa cosa papà, commenti pappa, sa? Beh, devo pubblicare in capoterra, pillonetto su. Ah, certo. Spantauso poi che devo uscire a papà bene su spillonetto, su, no? Cosa sapete? Imparavo, sì. Fite vesti, sei integrante, stai imparando. E poi quando cominciavo a questionare, mi hanno prova a andare di aici, prova a fare questo suono, arriva. Tipo su Papagallino. Eia, ripeti Maragliani. Eia, ma poi. Devo imparare. Stamattina si cosa, ti lo conto magari. Pochi est del monte, logicamente, sono tutti su cultura pastorale, agropastorale. Capitavo a questo amico che aveva conosciuto questa compagna e sta andando a Mosua la prima volta. La seconda volta, sicuramente in famiglia viveva solo sua mamma, e quando sto rau, sua mamma, sua socra, quindi lì sia degli aiuti di Sormontes, al Barbaricino. E la lasciavo stiscare in una zona morta. E l'hanno stata per cosa andare a contare, ha detto, e te lo sai questo? E hanno detto, non so se Barbaricino, devi scordare due questa. Quindi logicamente ho preso due lissi questo che è monte per fare questo. E nasce un parao, no? Due dai nel senso DNA. Però questi questa cosa di sbetta andare a chieste di UE, andare tu su pane propositi, noi la si impara a fare, no? Hai visto? Già, no. La devi imparare, se no... Cada uno tiene sostanza sua, si andano in Brianza, logicamente cosa pulenta non di salare come te l'hai inisso. Non mi tocca se sa volenta, no? No, ecco, quando bio noi che avanti sta volenta precotta, questa non la posso manco bere. E poi non c'è sti varietà in noi. Tu metti come ti fai savada, sa? Certo. Usa un caso differente, cose. Ascolta, Daniela, fammi pensare, ma tu hai tante cose del babbo? Cavo babbo. Un bel ragionamento. Ora non hai che da raccontare cosa bella o legge se mancai o commentare originale. Che dopo una responsabilità di verità di questa pregunta non va come contro una da. Questo non va con grande vuoi dai questa. Quando fu a pitticca e porta sa cadubbia, poi mi fa come tabiri su soldi. Quando venia tandomo e intendia su vrago d'un prassà, non mi pare perso. Mi da ricordo un uomo allegro. Mi da ricordo uno sempre donoso, con tutto, su che tenia da sempre un fueddo poi altro, su papà di pomimi, questo se tu devo riconosci. Però mi ricordo pure che fu da fraulaggio. Un'arata che veniva e poi non veniva mai. Sinchizzo quando fu a pittica prangia a Corrino, poi se cresce e poi c'è accabato di cicre. Ci vi fa bancio, ci vi da ricordo di euro. Che non mi torna da questa cosa caduina buono e donoso. Ma pare che sono cristiani di altre persone. Su che mi ricordo di euro, spurzicata, se a mimmi,
E fu domato per clienti, sì. Cioè, è vero che dopo sempre con noi a intro, e forse sì, questo luogo è tutto che tu fai a malo. Non riusciamo. E poi te mi stai preguntando? No, nulla. Siete curiosità. Quando sul mondo esti ancora segau e tallau scetti poi mascusu. A intendo una oggi che fu da de un altro mondo, de s'altra per sul mondo. Esti una delle cose meglio che ci può intessi poi su casa di femminas. E chini de un contigedo bitticu dessa vita, de su vitiano, a rennescidi a fabbricare storie che contano de politica e de ita bolli di nai a essi in sul mondo, in noi lompidi, Claudia Crabuzza. Gracias. Aquella es una canción que parla de las cosas fetas y de las cosas que encara se tenen de fe, de las cosas fetas bé y de las cosas fetas mal. I també de aquella pau que estem sempre cercant i que sempre està més lluny. Encara guardant un temps millor, encara cercant una raó i esperança, amor i vanitat, pareix que el dia no passi mai. I vaig caminant i sense deixar tratge enrere de mi. No veig pau al món. M'agradaria trobar un ol del poc de camí que he fet. I m'apareix bo i m'apareix mal i encara estic aguardant. Una llum era folta un dia, no un sol, un arbre, un cel i les dues mans. I tu me mires sense entrendre que la boca m'hi esfrerà, que els cabells meus somien branca, arena i sal marí i la clariana del maití. I tu me mires sense entrendre que aquella guarda m'escaixa i no me deixa en pau, i no me deixa en pau, i no me deixa en pau, i no me deixa en pau. I tu me mires sense entrendre que la boca m'hi esfrerà, que els cabells meus somien branca, arena i sal marí i la clariana del maití. I tu me mires sense entrendre que aquella guarda m'escaixa i no me deixa en pau, i no me deixa en pau, i no me deixa en pau, i no me deixa en pau. Sì, una cosa che mi agrada fare in queste usanze è parlare della mia vita di donna e parlare delle donne. E ho scritto una canzone per la mia unica figlia che è nata fa pochi anni e
è una canzone che parla della duro della nascita, della duro fisica delle donne, che è una cosa che normalmente non musica diura, però també així, amb la duro, també se pot parlar d'amor. Pasan las horas longas, tu caras de llargues penes, cada 6 minuts un cop, amb promesa que sap de molt, assaig de sang vermella, que cau en terra i s'allarga, sona repic de missa, per no ésser folta abbastanza, per ésser viciari astraca, ma castiga i m'acompanya. Ma no era jo aquella amb braços oberts al cel, no era jo brins de cabra, no era jo lluenta de marbre que no veieva invern. I ara me pesa un cos petit com un pal d'alt, ara no hi vull pensar quan muntarà feliç a damunt del meu pit, a quan respirarà amb els pulmonis petits, amb aros brans, narins que no coneixen món. Ara no me'n record, ara no me'n record. Ma volgariva o pelta, ma un rasó, millor demà trobar un'altra hora en aquest lloc. Minyona mia, minyona, jugant amb el meu cor, ma vols mesurar la força, la determinació. Sigaré jo millor de les generacions i del passat. Massa i vol per llibrar, ventre, anques i cos, si t'he dit ja tot l'amor. Si saps que t'he guardat i com l'estiu a peus en aigua com un minyó con tantes estrelles. I ara me pesa un cos petit com un pal d'alt, ara no hi vull pensar quan muntarà feliç a damunt del meu pit, a quan respirarà amb els pulmonis petits, amb aros brans, narins que no coneixen món. Ara no me'n record, ara no me'n record. Si saps que t'he guardat i com un pacarent del fol, com un joc, com un regalo, com una rosa appena offerta, appena viva, com una rosa appena nara. Ma ti posso vedere dei nui pigas a ispirazioni per le canzoni, sì? La inspiración es siempre de cosas que yo vivo, cosas patitas, historias patitas de la mia vida y de gente que han tuppato y que mi ha ispirato, per esempio, las donnas que sono alle canzoni come Frida Kahlo, una donna folta che ha tangut tantos problemas de salud y de roles físicos y ha seguito fenti sempre le cose che gli aggradavano. Anzi, ha trasformato la malattia in una forza. Ma questa passione, suggestioni
messicanas, no? Che accompagnano su tretto tu. Sì. Benti in qualche maniera dessa ispanicità che tu hai esibito da dove stavi in Salguero, in Salighera. Come ti donarà tu? L'alghe. Non so, probabilmente. Io quando sono andata a Messico ho visto come una cosa come tuna in casa, no? E io credo che è una relazione forte a Messico per me. E sempre esci, sempre in questo disco també, che è totalmente in algarese, perché l'ho voluto fare in algarese perché erano storie più intime. Poi ti pensi che con questa lingua arrennesci meglio a contare? Sì, era la lingua giusta per le storie che stava scrivendo. Tu sei da una famiglia di origine catalana, algherese no, antica? Realmente no. Los iaios meus sono tutti del Logudoro, una iaia de Tonara. Tonara. Sì, e sono i primi che sono venuti quando erano giovani a vivere all'Alghe. Lego mio padre e mia madre, mio padre parla algarese, mia madre poco, però in famiglia non ho imparato l'algarese. Io sempre l'ho inteso quando ero piccola, l'ho cantato quando ero piccola e a un certo momento da siriti di parlare, perché non avevo parlato mai. Ma quando tu vi stavi giocando e i moi pure, ma le arrugas di alghe, è normale ad intendi salgherese o è cosa rara? No, rara no, però non tutti parlano algarese, però tanta gente parla ancora, sì. È barrata come ti a Sì, Reigi? diciamo che si gara come un 30% della popolazione. Già commenta ad ogni altro luogo usare Sì. tutto forse, o no? Vabbè, secondo me mi dipende, è una percentuale un po' strana, sì, secondo me. Agli occhi patizi è più facile, mentre l'alghe è sempre stare ubelta al mondo, al mare, è un po' più difficile, però sì, ancora yes, sì. Soprattutto è una identità forte che abbiamo, perciò la mancanza di questa lingua è forte. E c'è sua tradizione musicale in effetti antica, ma racconto pure più recenti, no? Penso a Calic, sì. No, Fiantalgherese, Sì. tutto questo mondo. Sì. Ma tu in qualche maniera sei figlia del mondo culturale oppure no? Mancai da ascoltare a No, meste show delle canzoni di popolari dell'Alghe, erano autori che io cantavo quando era piccola con Pino Piras, che è il messaggio importante per me, che è stato il primo cantautore in algarese. E che ha cambiato un po' la scuola della musica, che era una canzone dedicata alla città, alla bagliesa, no? Era una canzone un po' nostalgica, mentre lei ha fatto una canzone di critica sociale per la prima volta. Poi ti pensi se canzoni di cosa tua, tenti una critica? Sì, un po' messo... Comparissimi, arrivo subito. Cioè di come ti sei Diciamo che in questo momento mi è posato in un cammino un po' più intimo, però sì, sempre è stata un'intenzione di fare una cosa di forma poetica, però politica. Dei ti piace da fuori dai de Bruso? Lo che stava dicendo, delle cose che conosci, delle cose che vivo io. Perciò io scrivo poco, sempre, perché tengo l'umanità di vivere prima di scrivere. Non può scrivere cose che non conosci. Di viaggiare, di fare cose, di prendere film, per esempio. Poi tu dici sì, mamma... Sì. Quanto ti dai un'idea? 4. Sì. E sono una grande ispirazione, sì. Sì? Ti piace da raccontare storie? Sì, sempre scrivete qualche cosa per Elius. Poi Isusu o delle relazioni che c'è tra di sì, parlando di Elius o parlando per esempio del come è stato per la canzone che hai cantato, del momento che stava nascendo mia figlia, il momento difficile della nascita, o un'altra parla dello dias prima della nascita, degli momenti in cui tu sai che stai
aguardando una persona nuova che non sa chi è, non sa lo che succede. E finché questa carena, questa femmina che proprio cambia, che muta da proprio questa forma che tiene, e dessi proprio un viaggio umano. Devo figlio supponere non di tempo, ma ci penso proprio a questo che può dessi proprio su cambiamento umano in questa carena, dessa femmina e finché senza conca, perché io credo che questo è una cosa che ti fai di proprio mutare. Completamente, sì, completamente. Io dico sempre che la cosa che impara quanti tempi feels è la paura. Per la prima sa di morire. Sì, per la prima volta io ho saputo, non è una cosa bella, no? Però è una cosa di bello e leggio, è una cosa che succede. Che tu sai che pensi di stare lì sempre a star bene per cosa pensi una responsabilità. Ma è una cosa che anche una volta ti spedia, ti manca. Sì, ma manca la libertà di fare cose, di essere a un altro luogo del mondo, perché a me sempre mi agradato tanto viaggiare. Sempre tanto la gana di prendere una famiglia e anche amo tanti figli. Però è un'altra parte, che è la parte che gli agrada stare sola e anche senza parlare, no? Senza parlare a maningu. Sì, lascio mi manca, però è normale, sempre tenim di stare a qualche luogo e sempre manca qualche cosa. E certo, poi agattai proprio su tempo su voi, poi barrai a sola, poi comprendi finché sei che funti sentito su chi tenis in una dia, in un momento che da poi sempre accogliere i figli, su povido, su molleri, su chi esti e non esti. Sì, però a il mio compagno, il para dello fils, tenim una forma che funziona, che sì. Che rennescesi in d'uso a seguire tutto. A elle gli agrada anche a stare in casa, ma sai, e a me mi agrada viaggiare, lascio stare bene. No, ma questo è d'importo puro, che scepera sa chi ne abbarra da in solo tu, finché se può questo. Il problema è la responsabilità, è come se fosse solo una responsabilità delle donne, delle mares. Non è così. No, è una responsabilità che tu pensi di 30 anni, se no è difficile veramente. A volte penso che io adesso sola devo fare un mondo, accanto finché se sa mamma, devo essere alleviata di essere una brava mamma. Vabbè, sì. A volte potresti essere scelta una mamma, non è che devi essere a Marolla una brava mamma. Sul fuoco si assimenzerà e che sul fuoco bruciarà. Amigos buenos ti accompagneranno. Sono due